Quando io ero in scuola elementare, la maestra nostra ci assegnava un verbo al giorno che noi dovevamo coniugare in tutti i modi e in tutti i tempi. Ogni giorno, quindi, quando iva a casa, ci metteva una mezz'oretta oppure tre quarti d'ora per fare questi esercizi. Ovviamente erano quagamente i cazzo, perché io già aveva i compiti che la stessa maestra ci assegnava per casa. Che sta storia durò alcuni mesi, fino al momento in cui la maestra disse che presto avrebbe fatto una verifica. La verifica consisteva ad interrogarci a uno alla volta dandoci un verbo che noi dovevamo coniugare in tutti i modi e in tutti i tempi davanti alla classe. Chiunque superava questa prova, non facendo più di 3 errori, non avrebbe avuto più questo compito da fare a casa. Che significava e si sparagnà mezz'oretta, tre quarti d'ora i compiti quando tornava a scuola. E a me o sparagno mi è sempre piaciuto, questo lo sapete. Comunque io studiai con meno pazz, come forse non avevo mai fatto prima d'ora, perché volevo superare a tutti i costi questa verifica. Mezz'oretta, tre quarti d'ora in più o pomeriggio avrebbero significato molto più tempo per me per giocare a Bascio Palazzo che i compagni miei con Super Santos. Agit Super Santos, perché all'epoca non esisteva ancora il mitico Super Sandro, che fosse il super pezzotto che oramai tutti noi conosciamo. Comunque arrivò il giorno della verifica e la maestra mi chiamò alla lavagna. Io mi sentivo pronto e preparato, anche se in realtà si richiudesse quando l'Italia in 2006 è in finale contro la Francia ai rigori. Non è che sudavo freddo, la fronte mia scendeva direttamente ghiacciola a gusto casato cola. Era diventata talmente bianca e pallida che mi pareva Roberto Carlino quando ancora non avevo scoperto che a Bascia Twist stava uno che faceva il lampo da nero e vinto. Mi alzai dalla sedia e tirai un sospiro talmente grande che a poco mi aiutavo due pennarelle e una penna cancellabile. A tipo aspirapolvere. Una volta arrivato alla cattedra, la maestra mi disse: Fabrizio, voce del verbo cogliere, presente indicativo. Ed io con grande sicurezza rispondette senza manco pensare. Io coglio. Wow. Scuppia una risata talmente fragorosa che ascettano proprio il fragola in di banca e ascetta pure Marco Maffei che cantava il fragolone. Sta risposta è rimasta alla storia. Io coglio. Ci volette mezz'oretta, tre quarti d'ora per far ripigliare il rosato i compagni di classe e che la grande accessera maestra, che a come pigliare un poco chat, disse Fabrizio, questo è un errore madornale. Per me vale come 10 errori. Ti puoi sedere. Rimanette talmente male che in quel momento promisi a me stesso due cose. Una era quella di pensare sempre prima di parlare. Sempre. Un'altra era che le cogliere da capo che la grande cessera maestra con un bello Super Santos. Oppure Super Sandro. Non importa. L'importante è che la coglio.